E siamo con Andrea Bozzato. che arriva da Polverara. Allora, chiaramente quando si parla di Polverara mi viene in mente la famosa gallina di Polverara. Come sei arrivato dalla gallina di Polverara al baccalà? Diciamo che parliamo sempre di due storie, due tradizioni. Come la gallina abbiamo anche nel sangue, soprattutto noi veneti, il baccalà. Questa sera abbiamo portato un tramezzino di baccalà, quindi una nostra rivisitazione, dove siamo partiti con il fare questo pan di spezie. L'abbiamo tagliato, tostato in forno, farcito con dello stoccafisso, cotto in un po' di latte per 2 ore e mezza, e poi siamo andati a rifinire il tutto con degli ingredienti che di solito si associano al tramezzino, come l'uovo. Noi questo l'abbiamo marinato e condito con della salsa di soia, del caramello di cipolla affumicata, della cipolla agrodolce e della mousse di arachidi.